Studenti, pendolari, commercianti, tassisti, ma anche padovani che saltuariamente frequentano la zona. La stazione di Padova e le strade adiacenti sono al centro dell'attenzione con l'avvio della zona rossa, che fino al 9 aprile vedrà maggiori controlli delle forze dell'ordine che potranno allontanare i soggetti già noti e in atteggiamento minaccioso o molesto. Non tutti sanno esattamente di cosa si parli, ma la maggior parte di chi abbiamo sentito è favorevole a questa sorta di esperimento. Sarà zona rossa, secondo lei, se cambierà qualcosa? La zona rossa. Sì, nel senso che i controlli saranno maggiori. I controlli saranno maggiori. Purtroppo nel rapporto fra libertà e sicurezza, certe volte prevale la sicurezza sulla libertà. C'è un controllo della mobilità che non sempre dà grandi risultati. Però bisogna introdurre queste misure, visto le emergenze di oggi, l'emergenza di oggi. Sono felicissima. Nel senso che secondo lei migliorerà la situazione? Sicuramente, sicuramente. Il controllo non fa male perché ce n'è un po' di bisogno, speriamo che sì, che dia dei risultati. Cambierà qualcosa in meglio? Zona rossa non sapevo niente a dire il vero, però Ci saranno più controlli, specie per le persone già note alle forze dell'ordine. è una buona cosa secondo me, è giusto che sia così. Controlli e le persone che si comportano male, insomma, vanno... Potrebbe migliorare la situazione. Non so se migliorerà molto, ma sicuramente darà un po' di sicurezza alla popolazione. La speranza dei cittadini, in particolare dei residenti o di chi in questa zona lavora, è che migliori la sicurezza e la vivibilità della stazione di Padova, migliorando in questa porta di accesso alla città anche il biglietto da visita per i turisti.